Buonasera e bentrovati qui al Pala BFC per questa terza giornata del campionato di Serie B femminile di pallacanestro. Andiamo a presentare le squadre in campo. Per la Polisportiva Casarsa con il numero 1 Arianna Beltrame, 3 Maddalena Moretto, 4 Giulia Agostini, 7 Susi Furlan, 8 Nicola Andrea Richer, 10 Selan Bragaggia, 11 Alessia De Vetta, 13 Giorgia Del Ben, 14 Alessia Moro, 15 Matilde Casella, 16 la capitana Vittoria Bertolin, allenatore Andrea Pozzan, primo assistente Marco Sala, accompagnatore Michela Malfante. E per il basket femminile conegliano con il numero 0 Rossana Boccalato, numero 3 Silvia Ostan, numero 6 la capitana Francesca Marchioni, numero 7 Sara Colombi, numero 9 Maya Tramontin, 10 Sara Malbascia, 11 Lisa Grava, 12 Serena Marton, 15 Giulia Vettori, 16 Giorgia Zanardo, 18 Marta Maschietto, 21 Claudia Amabiglia, capo allenatore Angelo Minicleri, primo assistente Marco Finco, secondo assistente Ugo Bazzo, accompagnatore Stefano Arvedi. Arbitreranno la partita i signori Giovanni Bastianelli Sanvedemiano e Gabriele Pellizzari di Loria. Buona partita a tutti.
Girone di andata del campionato di pallacanestro di Serie B dell'anno 2024-2025. Qui in console c'è Andrea Grava, Marchetto, il nostro aiutante, Fabrizio e Federico qui che vi salutano. Allora Fabri, questa partita si presuppone piuttosto interessante dato che qui arriva un Casarsa che è a punteggio pieno e quindi farà di tutto per portare a casa i 2 punti anche da Conegliano. Per restare al punteggio pieno, ha già vinto contro la Reia la prima partita di 6 punti, addirittura poi sì, andando a vincere a Mestre, e poi ha vinto addirittura di 21 punti contro le Lupe di San Martino, quindi una squadra a punteggio pieno, e mentre noi dopo l'ottimo esordio contro Bolzano abbiamo giocato una partita non altrettanto brillante in quel di Marghera, anzi diciamo che pure che non l'abbiamo praticamente giocata contro una squadra sicuramente molto forte e molto attrezzata, però non siamo stati praticamente mai in partita. Quindi stasera sarà un po' una serata in cui cominceremo a capire il BFC di quest'anno di che pasta è fatto, ecco. Ok, benissimo. Allora, per capire di che pasta è fatta la BFC, oggi abbiamo a disposizione una super regia. Infatti, oltre ad Andrea Grava, c'è anche il nostro Double T con la telecamera da bordo campo e oggi introdurremo anche una novità a sorpresa che verrà attivata con un tocco. Abbiamo scoperto che c'è il tocco magico per attivare questa cosa a sorpresa. Non vi anticipiamo nulla anche perché non sappiamo se funzionerà. E se funzionerà invece. O se sarà il solito scherzone del Grava, però ci ha promesso che ha sistemato tutti i problemi tecnici che c'erano stati e quindi dovrebbe Esattamente. funzionare. Nel frattempo salutiamo gli amici che ci stanno seguendo da casa, li invitiamo a interagire con noi nella chat, mandateci qualche messaggio, fateci capire anche la vostra percezione della partita, di come stanno andando le cose, verrete attivamente coinvolti poi nella nomina dell'MVP di questa partita. Ogni partita casalinga di Conegliano, il nostro main sponsor Bazzo Wine mette a disposizione una bottiglia di Magnum che verrà consegnata alla giocatrice che il pubblico da casa riterrà la MVP della partita, anzi la MVB, dato che il nostro sponsor Buzzo Wine ci ha fatto cambiare l'ultima lettera della sigla. Sì, è vero, tra l'altro oggi sponsor day per espansione immobiliare che premierà l'NVB assieme a Bazzo. Intanto le squadre in campo, vediamo un quintetto con Marton, Amabiglia, Boccalato, Maschietto e Lisa Grava subito tra le prime 5 che va a lottare anche sul primo pallone però è Del Ben, dall'altra parte subito Susi Furlan che sbaglia da 3 ma sotto canestro proprio Del Ben a correggere il tiro dopo rimbalzo in attacco. E quindi si rivede Lisa Grava con grande piacere in campo e si rivede anche Madda Moretto, Fabri. Esattamente, è una partita dell'ex, ricordiamo Maddalena. Intanto ci fa vedere un movimento MoMA Marta Maschietto, anche questo è il primo di quest'anno. E appunto dicevamo Maddalena Moretto che ha giocato con noi nelle ultime 3 stagioni o 2 stagioni e mezzo. A questo proposito salutiamo anche coach Moretto che non è potuto venire oggi ma che sta seguendo la partita dalla Da diretta. casa, esatto, quindi chiediamo a coach Moretto di di farci un colpo, scrivi sulla chat coach che così sappiamo che ci sei. Allora, 24 secondi per Casarsa con una buona difesa di Conegliano, Fabri. Sì, sì, abbiamo costretto Agostini al tiro da 8 metri e quindi siamo riusciti
a chiudere molto bene in difesa. Adesso dall'altra parte è Lisa Grava a liberarsi molto bene, poteva forse chiudere con un arresto e tiro, ha riaperto il gioco per Amabiglia che serve ancora Maschietto che ancora va a farsi largo sotto canestro, adesso è sfortunata, rimbalzo di Susi Furlan che tra l'altro Susi Furlan 40 primavere per lei e tanta voglia e tanta grinta in campo. Dall'altra parte va a segnare Alessia De Vetta, quindi è Boccalato a superare la metà campo, chiamare l'attacco testa, sfrutta il blocco di Maschietto, poi si chiude un po' lo spazio tra loro due, però l'arbitro Pellizzari che tra l'altro rimessa per Conegliano. Meno male che appunto ha visto questo Susi fallo, Furlan, perché si stava mettendo male per noi. Casarsa si era chiusa molto bene su Boccalato e aveva veramente bloccato l'azione di attacco di Conegliano. Adesso è Boccalato dopo il suo esordio nella prima partita in casa è sicuramente la sorvegliata numero uno di qualsiasi difesa. Adesso è Grava che va a attaccare benissimo l'area e poi chiudere di sinistro con una classe e con una disinvoltura che solo lei sa mettere in campo. Dall'altra parte Maddalena Moretto. Intanto Maddalena Moretto aveva portato la palla avanti per Casarsa, però la palla è andata persa. Qui Conegliano però se la gioca un po' male con un passaggio Amabiglia Boccalato, ma intanto vediamo un replay dell'entrata di Lisa Grava. Benissimo l'area e poi chiudere di sinistro. E avete visto l'ultima parte dell'azione, era questa la sorpresa che stiamo mettendo a punto per voi. Ci stiamo lavorando comunque molto bene, intanto l'esordio è andato. Abbiamo rotto il ghiaccio e intanto Lisa Grava va ancora a attaccare il ferro, questa volta è corto il suo tiro. Sì, ha provato un arresto e tiro che è andato corto e subito Casarsa non perdona e si riporta su 6-4. Adesso Lisa Grava che porta avanti la palla e prova a giocare subito con Marta Maschietto. Marta si gira benissimo, si fa spazio a sportellate e va dentro a segnare con grande facilità. Anche un contatto. Molto brava Marta, molto rapida. Dobbiamo sistemare un po' alcune disattenzioni difensive che regalano canestri facili alle avversarie. Adesso molto brava Del Bene a liberarsi spalle a canestro, ma bravissima Boccalato ad andarla a stoppare e poi a servire Amabiglia per il tiro da 3. Peccato, era un buon tiro. C'era un buon tiro, purtroppo non c'era nessuno sotto canestro. Intanto Maddalena Moretto viene chiusa da Amabiglia. Adesso Serena Marton che prova l'1 contro 1, si arresta, si gira, si rigira e si mette un po' nella giungla delle mani avversarie. Sì. Davanti aveva Susi Furlan a cui rende probabilmente una quindicina di centimetri e anche un bel po' di esperienza. Comunque siamo 6-6 e mancano 6 minuti praticamente. Se non fossimo sotto Halloween potremmo pensare a un'incursione diabolica. Ancora Grava con la palla, sfruttare i blocchi e poi a servire un passaggio un po' impreciso per Amabiglia, poi Boccalato dai 3 punti. Si forza parecchio perché si trova in una situazione di fuori equilibrio con la marcatura addosso. Furlan a mettere a posto le sue compagne, sfruttare il blocco, a servire Agostini. E poi proprio Maddalena marcata da Lisa Grava e Maddalena è entrata a mano destra. Conosciamo molto bene questo movimento, sì. Ci ha dato tante soddisfazioni. Esatto, quindi rivederlo con una maglia di un colore diverso fa un po' male. Sì. Allora qui Fabri, scusa, giusto per il nostro pubblico, Serena Marton era ferma e Maddalena Moretto nell'entrata l'ha colpita. In questo caso è corretto il fatto di non fischiare fallo? Probabilmente gli arbitri hanno stabilito che non era un contatto abbastanza deciso per risultare falloso. Sai, siamo sempre al limite in quelle situazioni lì. Adesso è Furlan a ribaltare per Agostini dai 3 punti che sbaglia. Rimbalzo di Boccalato che può lanciare Marton in contropiede. Forse tenere i ritmi alti anche in questa situazione può essere un po' la chiave della partita, data l'età media delle avversarie decisamente più alta della nostra, almeno di alcune di loro. Lavoriamo comunque bene a rimbalzo offensivo stasera in questo inizio di partita. Poi è Marta a provare a smarcarsi sotto canestro, subisce anche lei dei contatti non fischiati.
non vengono fischiati, gli arbitri stanno tenendo un metro orbitale comunque abbastanza omogeneo, non possiamo non riconoscerlo. E siamo 8 pari, Fabio, perché prima ci siamo persi un canestro di Conegliano mentre stavamo chiacchierando sul Si fallo credo o un non canestro fallo. dall'angolo di Boccalato, no? Mi pare di sì. Volevo chiamare replay, ma non ho toccato il nostro regista. Il nostro regista touch. Sì. Ancora Marta Maschietto che partendo fronte a canestro fa valere la sua rapidità. E ben 3 giocatrici sul cubo del cambio per Conegliano. Entrano Vettori, Tramontin E K. e K. Sì, quindi cambia le carte in tavola il coach. Anzi, ribalta proprio la tavola perché cambiando tre giocatrici in un colpo solo. Poi vediamo adesso che cosa sta architettando. Cenno d'intesa dell'arbitro con il tavolo. Tra l'altro salutiamo al tavolo l'esperto Michele De Carlo. K in angolo con la palla che cerca di chiudere purtroppo il palleggio, non ha un passaggio libero e infatti è una palla persa, come spesso accade in queste situazioni. Sì, purtroppo in queste occasioni chiudere il palleggio è una decisione sempre un po' rischiosa. È bellissimo intanto il passaggio qui di Casarsa. Sì, ci mette un po' una toppa a Boccalata andando a stoppare, però abbiamo lavorato molto bene le ragazze di coach Pezzan che poi lavorano bene anche a rimbalzo, vanno a segnare da sotto ancora con Del Ben. È un gran passaggio comunque di Furlan sotto Sì, canestro, veramente in spazi una ristrettissimi tra trovata. l'altro. Se stiamo lavorando bene a rimbalzo in attacco forse dovremmo fare un po' più attenzione sul tagliafuori. È impreciso il passaggio di Vettori, non riesce a controllare la palla a Boccalato. Quindi a palla Sì, persa per purtroppo il Conegliano. passaggio era leggermente alto. Mi pare che il passaggio fosse su K. Comunque Sì. non lo so, non ne sono sicuro. Agostini con la palla. È zona per Conegliano. Si muove bene Del Ben, poi riapre per Agostini da 3 che sbaglia. Potevamo forse anche recuperare la palla, andare via in contropiede con Tramontin. Sì, Ha potevamo preferito far uscire forse. la palla. Vai dal tuo amico, scusate. Incursione in regia di Francesco. E attacco testa per BFC. Amabiglia con la palla. Serve Boccalato che ribalta per Colombi. Ancora Vettori. Tutto un pick and roll con Amabiglia e poi è fallo della difesa di Casarsa, quindi rimessa per Conegliano. Sono già i 3 i falli comunque per Casarsa, di cui 2 falli di Agostini. Cosa è successo? Un fallo in attacco invece sul blocco forse di Tramontin. Stavo giusto dicendo, sono 0 i falli per Conegliano. Sì, proprio fallo sul blocco di Maia Tramontin e quindi rimessa per Casarsa. Agostini che va a impostare la manovra, anche lei chiude il palleggio anzitempo, ma buca l'anticipo Vettori, non buca l'anticipo K. Bellissimo passaggio di Boccalato per Amabiglia. Amabiglia la rigira su K. Facciamo una serie dall'angolo. di passaggi un po' rocamboleschi, ma poi K va bene così. Va bene così. Va a chiudere l'importante è il risultato. Un po' fortunata, diciamo, ecco. 10-10 a 2-0-9 dalla fine del primo quarto. Palla persa anche per Casarsa. Intanto vi siete persi perché la telecamera era girata verso la metà campo di Conegliano, un'incursione di Sara Malbascia che a sistemare la rettina. È vero, certo. Sì. C'è stato un attimo di panico da parte del tavolo, ma tutto bene. Quel che finisce bene. Boccalato, spalle a canestro. Mamma mia! Sbaglia purtroppo contro Alessia Moro appena entrata. Ma che gran movimento e ottimo cambio di mano andando su col sinistro. È stata veramente sfortunata. Adesso si cambia su tutti i pick and roll per Conegliano, poi è Tramontin che va a commettere fallo provando a mettere le mani sulla palla. In questo caso Maia sta dicendo io ho trattenuto la palla e l'arbitro ha fischiato fallo, secondo me correttamente. Fabio, ma spiega un po' la dinamica. Evidentemente l'arbitro ha visto che invece più che andare a trattenere la palla è andato a colpire il braccio dell'attaccante. Tra l'arbitro quindi se invece avesse toccato
solamente la palla, solamente la palla, non sarebbe sarebbe stato stata ok, regolare, avrebbe fatto probabilmente perfetto. infrazione di passi anche. E intanto abbiamo Casarsa in lunetta. Casarsa in lunetta perché l'azione è stata considerata azione di tiro. Sì. E quindi 2 tiri liberi per Matilde Casella, 2005 in doppio tesseramento con la Delser Udine, così come Giulia Agostini, 2 ragazze che stanno facendo molto bene, in doppia cifra di media per loro nelle prime 2 partite. E intanto va a subire fallo Marta Maschietto, e vediamo anche il replay di questa azione adesso, se la regia ce lo consente. Cifra di media per loro nelle prime 2 partite. E vediamo, e intanto va l'azione, la parte finale del tiro di Marta, è il contatto. Tanto segna Marta il primo tiro libero. Segna anche il secondo Marta. Molto bene, quindi BFC per la prima volta mette il muso davanti, 12 BFC, 11 Casarsa, in virtù di una maggior precisione in questa sessione di tiri liberi. Buona la difesa di Maschietto su Moro. Ancora buonissima la difesa di Maschietto. Riescono a trovare il tiro Casarsa, riescono anche a recuperare la palla grazie un po' a una determinazione leggermente più elevata rispetto alla difesa di BFC. Sì, bisogna dire che dobbiamo lavorare meglio sul tagliafuori. Se sistemiamo questo aspetto qua, stiamo giocando piuttosto bene, stiamo difendendo anche bene, costringendo anche a pessimi tiri in alcune situazioni delle avversarie. Stiamo lavorando forte in attacco, in particolare Maschietto che adesso riapre per Tramontin da 3 punti, è il suo tiro, lo mette Maia. Ah sì. Buona anche la lettura di Maschietto che si è vista raddoppiata, aperto per la compagna libera nell'angolo. Sì, uno scarico molto intelligente, Maia ha fatto benissimo a prendersi il tiro che è nelle sue corde. Adesso raddoppiata bene Furlan, e poi ottima anche la rotazione difensiva per andare a intercettare. E finta il passaggio addirittura Maia per servire Vettori, poi perdiamo la palla purtroppo, e poi un fallo a metà campo di Amabiglia che ci stava perché ferma il contropiede a 21 secondi e 8, non siamo ancora in bonus, quindi sì, anche questa forse è una buona lettura di Amabiglia. sì. Qualcuno del pubblico ospite invocava l'antisportivo, ma in realtà l'azione è stata piuttosto corretta. E quindi nella vuole sua parlarci scorrettezza. sopra coach Pozzan per gli ultimi 22 secondi di questo primo quarto. Time out in campo e time out Anche per anche per noi. noi. Siamo di nuovo in diretta qui dal Pala BFC per basket femminile Conegliano contro Polisportiva Casarsa. 21 secondi e 8 decimi alla fine del primo quarto. Conegliano in vantaggio per 15-11, ma la palla sarà per le friulane che avranno l'ultimo possesso. Zona per Conegliano, palla per Beltrama che chiama a testa Casella, poi Furlan, poi Moro in mezzo all'area che cerca di servire Bragazza, fuori Furlan, 6 secondi, 5 e fallo di Colombi, ma ci stava perché non siamo ancora in bonus e questo è il quarto fallo, il primo fallo per Sara. Gli avversari avranno solo 5 secondi e 7 per organizzare adesso l'ultimo tiro.
Beltrame alla rimessa, serve Furlan che attacca Maschietto, va a tirare, un buon tiro ma gira sul ferro ed esce. E quindi il primo quarto si conclude sul punteggio di 15-11 per basket femminile conegliano. Molto bene Fabri qui questo primo quarto che BFC ha saputo ritirare su, è sempre stata sotto, però poi a un certo punto è riuscita addirittura a sorpassare una Casarsa che è comunque arrivata qua molto lucida e molto decisa nel cercare di portare a casa il risultato. BFC si è trovata pronta, c'è stata anche a un certo punto una piccola rivoluzione in campo con un triplo cambio, una lettura probabilmente decisiva per le sorti di questo primo quarto da parte del nostro coach Angelo. E quindi ci troviamo 15 BFC, 11 Casarsa. Adesso diamo un attimo la linea ai nostri sponsor. Non prima di avervi invitato a votare, a iniziare a votare per l'MVB della partita. E ritorniamo in diretta qui per il secondo quarto di questa partita, la terza partita del girone d'andata del campionato di Serie B 2024-2025. C'è Casarsa qui a Conegliano, c'è Conegliano avanti 15-11 Fabri. Sì, un bel primo quarto, Conegliano partita un po' lenta come dicevi, però poi ha preso un po' le misure alle avversarie e poi dobbiamo dire anche un bel primo quarto di Marta Maschietto che ha già segnato 6 dei 15 punti della propria squadra e poi dobbiamo dire che appunto adesso la diretta è visibile a tutti, aveva messo dei vincoli il nostro regista Andrea Grava, ma adesso sono stati sbloccati, quindi tutti possono collegarsi e Infatti seguire la vedo partita. il numero di utenti crescere secondo dopo secondo. E intanto cresce anche Casarsa che viene in attacco con Furlan completamente libera, infatti si agita coach Minincleri giustamente, perché lasciare libera Susi Furlan non è mai una buona idea. Bene a Intanto rimbalzo. si rivede anche in campo Francesca Marchioni, Fabri. Sì, la capitana che comunque ha fatto bene questo inizio di campionato, ancora Maschietto però, mano sinistra e va ancora ad appoggiare. Un E fattore Marta questa sera. riesce a tirare anche da un'angolazione piuttosto ostica Fabri, utilizzando proprio tutta la superficie del tabellone con una savoir-faire veramente notevole. Beh, Marta ha una sensibilità nelle mani, nei polpastrelli che è veramente di categoria superiore. Anche una buona sensibilità in difesa perché mette in grande difficoltà Casarsa che poteva agevolmente segnare da sotto, però guardate la difesa di Marta, veramente imperiale. Marta ha preso fiducia in attacco e è molto attiva adesso anche in difesa. Si aggiusta la palla Capitan Marchioni con un bicipite, mi è sembrato di Sì, vedere. esatto, voleva fare, non lo so, voleva fare uno stop al volo per poi tirare Avevo visto senza fare soluzione di una cosa del continuità. genere a Vinny Barbarino, credo, negli anni 70. Guarda, io l'ultimo Barbarino l'ho visto nel Mugello, Fabri. Quello è Barberino forse. Esatto. Rientra in campo Marton, rientra in campo anche Elisa Grava per dare respiro a Vettori e ad Amabiglia. Ancora
Arianna Beltrame alla rimessa, per lei invece 41 primavere, l'abbiamo vista giocare veramente 1 milione di volte, credo. Comunque Fabri, non è per dire, ma l'età delle donne non si dice. Beh, ma in questo caso sono delle atlete, dai. E poi quando sono così in forma si può rivelare, dai. Adesso il Martoni in mezzo all'area che riapre per K, che chiude ancora il palleggio, poi serve Capitan Marchioni che decide di sfruttare il blocco di Maschietto, poi subisce un fallo, lo fa vedere Sì. anche molto bene. Era riuscita anche, nonostante il fallo, comunque a liberare una palla nei confronti di Lisa Grava, quindi una grande lucidità mentale da parte di Francesca Marchioni. Ed è anche il secondo fallo per Alessia Moro. Ancora pick and roll tra Martone e Maschietto, poi ancora Maschietto con la palla che serve K che finta bene il tiro e poi va a fare il classico cameriere. Molto bene, qui cameriere 2 volte perché ha mandato l'avversario al bar con una finta. Esatto, dove vi ricordiamo può trovare le nostre simpaticissime, bravissime bariste, i panini forniti dal ristorante Bar da John e le birre artigianali. Intanto Fabri, ne approfittiamo per rivedere il replay della finta di K. Sì, scusate. Finta bene il tiro e poi va a fare il classico cameriere. Okay, abbiamo visto sottomano, non abbiamo visto la finta, ma va bene così. Siamo in fase di rodaggio. Tanto si lotta a rimbalzo, ne esce ancora imperiosa e imperiale Marta Maschietto. E appunto dicevamo le birre artigianali del birrificio Renton fornite dal Amadeus Pub di San Venemiano. E intanto Fabri ci sta scrivendo dalla chat una certa Alessia che dice saluti convalescenti ai miei 2 commentatori preferiti, noi le facciamo i migliori auguri di guarigione. Assolutamente. Tra l'altro ha assolto 2 infermieri professionali che si occupano di lei, H24, Rocco e Simba, salutiamo anche loro. Sbaglia il primo Marta. Segna il secondo per il 20-13 a 6:52 dalla fine del secondo quarto. Entra nella partita anche Sara Malbascia che dà un po' di respiro proprio a Marta Maschietto. Marta Maschietto con 9 punti, top scorer. Intanto Lisa Grava legge benissimo qui l'azione e riesce a recuperare una palla che arriva a Marchioni che segna di tabella e porta le paste. Tabella centrale non dichiarata per Capitan Marchioni, subito pressing per coach Minicleri, però completamente libera del bene dall'altra parte. Sì. Perché tutti hanno pensato alle paste facili che arrivano al primo allenamento e si sono dimenticati qui di chiudere la difesa. Piccola sbandata per Conegliano. Adesso zona per Casarsa. Marchioni nell'angolo. Per Marton che serve bene Malbascia. Rinuncia al tiro. Grava poi Marton. Infrazione di passi per lei purtroppo. Sì. E time out per coach Minicleri che vuole rivedere un po' l'attacco alla zona. Abbiamo forse rinunciato a qualche tiro che avevamo costruito. Sì, comunque abbiamo rinunciato a qualche tiro, vero, ma la rotazione di palla c'è stata. Sì, questo sì. Quindi vediamo questo, ci portiamo a casa questo aspetto positivo, ci portiamo a casa anche un saluto ai nostri sponsor.
E ci siamo qui, siamo di nuovo collegati al Palasport di Conegliano, Pala BFC, dove la BFC sta vincendo 23-15 con Casarsa, che ha lievemente ridotto la sua pressione in attacco, però attenzione perché questa squadra arriva qui con tutti i vantaggi del pronostico, ma si è trovata davanti un muro di determinazione di BFC, così come adesso Serena Marton si è piantata ai due piedi con lo sparachiodi, è riuscita a prendersi uno sfondamento. Nel frattempo però c'è un infortunio in casa Casarsa. Fabri sembra anche Sì, piuttosto Matilde doloroso. Casella che appunto è andata a sfondare su Marton, il contatto è stato durissimo, Marton si è rialzata come se niente fosse, Matilde Casella invece ha riportato un colpo piuttosto Sì, duro, adesso però si rialza fortunatamente anche lei, sta meno bene. male perché sembrava la caviglia, invece era solo il trauma Sì, sì, Arton, il trauma Arton. il Marton. Ok. Si è schiantata contro il muro, Sì. rappresentato da Serena e adesso sta di nuovo realizzando di essere al Pala BFC che è sabato pomeriggio e sta giocando una partita di pallacanestro. Boccalato con la palla, attaccare la zona friulana, serve Benegrava che ribalta ancora meglio per Capitan Marchioni che sbaglia, ma era un buon tiro e spesso come succede da un buon tiro nasce un rimbalzo in attacco, poi Sì, Boccalato si intanto fa staccare Boccalato la comunque era palla. stata vistosamente trattenuta per la canotta. È stato abbastanza strano che non sia intervenuta il duo arbitrale. Qui intanto flipper tra Marchioni e De Vetta ed è una palla a 2 Sì, a siamo un vantaggio di po' Conegliano. scesi di concentrazione in questo momento purtroppo. Sì, esattamente. Dobbiamo un po' rimettere a posto le cose, sistemare l'attacco alla zona che non dovrebbe preoccuparci più di tanto perché abbiamo delle signore tiratrici sul parquet. Una di queste è Boccalato che però Boccalato che purtroppo sbaglia la palla. sbaglia. Però insomma anche questo non era un cattivo tiro da prendere, intanto si alza la difesa coneglianese, può essere una chiave della partita, intanto per indurre a degli errori le avversarie e poi per alzare il ritmo. Adesso Sì, qui l'arbitro è Pellizzari vede un fallo, fallo sulla fallo di penetrazione. Lisagrava che sullo scivolamento di Matilde Casella l'ha agevolata verso la linea di fondo con una spintina. Primo fallo per Lisa che comunque viene richiamata in panchina, così come Francesca Marchioni. Alza anche un po' il quintetto adesso. Coach Ottimo Minicleo. esordio di Lisagrava comunque. Bene a rimbalzo Malbascia, corriamo con Amabiglia che serve bene Boccalato che rinuncia forse a un buon tiro. Adesso nell'angolo Malbascia che prende il tiro dall'angolo, è sfortunata, ma Boccalato va a prendere rimbalzo in attacco e a chiudere con la mano sinistra. Sì, meno male perché questo errore di Malbascia che gridava vendetta dato che la palla aveva girato sul ferro in maniera piuttosto truffaldina. Ma abbiamo preso il rimbalzo, abbiamo messo 2 punti in saccoccia che ci servono per mantenere un po' di distanza perché questa Casarsa è assolutamente imprevedibile, in un attimo può ritornare. Sfortunata dall'altra parte Susi Furlan, sfortunata anche Boccalato che prende un arresto all'altezza della lunetta, ma il suo tiro è lungo. Sì, un arresto e tiro Fabri abbastanza avventuroso. Sì, forse è arrivata con troppa velocità per riuscire a trovare l'equilibrio. Esattamente, sembrava proprio che non fosse riuscita. Comunque qui si alza ancora la difesa di Conegliano, quindi vediamo una Conegliano che ogni tanto mette l'acceleratore in difesa per mettere in grande difficoltà Casarsa che non molla, ma prende il rimbalzo, però purtroppo perde palla ed è rimessa dal fondo per Conegliano. Serena Marton porta la palla avanti, vediamo che schema chiama. Ma credo che sia ancora zona per Casarsa, sì. Adattata su Boccalato che prende il tiro ed è fortunatissima ancora qui. sfortunata veramente. Sì. Adesso rischia di fare fallo, cosa che non ci starebbe proprio. Del Ben che serve un cioccolatino a Matilde Casella. Molto bella questa azione di Casarsa che è riuscita a trovare la via del canestro in maniera molto facile e molto fluida, cosa che invece sta facendo un po' fatica a Conegliano che sta un po' soffrendo la zona di Casarsa. È corto il tiro di Amabiglia, forse leggermente affrettato, ma lei è una tiratrice. Il tiro Sì, lei dall'angolo è quando sfortunata, vede, ma Boccalato il ferro sente
sente il sangue della preda, quindi ci prova Ed è giusto che ci giustamente. provi. L'importante è continuare a tirare con fiducia. Perché a volte poi la difesa zona può avere questo anche risvolto psicologico, che magari Psicologico. sbagli i primi 2 o 3 Infatti, tiri e smetti di tirare o tiri con meno fiducia. E sappiamo che poi l'efficacia nella realizzazione di un tiro è data per almeno il 50% dalla fiducia con cui lo prendi. allora, mentre Fabri ha così un attimo probabilmente raccontato la tesi universitaria di Marina Che le sulla avevo psicologia della commissionato a difesa settembre. zona, c'è stato un fischio di un antisportivo a Malbascia. Così. No, vabbè, allora è rientrata in difesa abbastanza. No, era di Malbascia, il fallo era un Lopez, tecnicamente. Però, insomma, vabbè, è stato dato l'antisportivo, ne Sì, prendiamo atto. gli arbitri forse hanno voluto punire più che altro l'intensità del L'intensità, contatto, la decisione, perché in realtà esatto. eh, È una questione di intensità. E non adesso è era. rimessa per Casarsa, che quindi si trova a meno 5 e per la prima volta in questo quarto, diciamo, inizia a intravedere, a vedere un po' più da vicino BFC, quindi con una azione da 2 da 3 Casarsa potrebbe avvicinarsi a Conegliano. De Vetta con la palla che attacca Marton, poi è Casella che tira, sbaglia, si lotta a rimbalzo, Boccalato che serve Marton che si arresta, tira, sbaglia, c'è un contatto, ma Albascia anche lei sbaglia da sotto. Purtroppo sono tiri che dobbiamo segnare questi, Sì, perché anche lei è stata un po' contattata, a mio avviso, sì, ma questo sicuramente, in particolare Marton sul primo tiro. Però abbiamo detto che questo è un po' il metro arbitrale, dobbiamo comunque adattarci. 2.35 alla fine, 25-20, è in sacca da 7 metri e sì, qualcosa è Alessia De Vetta, una bombazza qui per Casarsa. che sta davvero prendendo fiducia. Da sotto recupera palla Marton, che forse può attaccare in campo aperto, preferisce Fallo. prendere il resto tiro e subisce però Ah, il sì. fallo del Ben. Sì, Marton si è scontrata con Del Ben che ha, diciamo, arrestato in maniera fallosa la sua azione di tiro, però Marton si rialza con estrema nonchalance e Abbiamo anche un replay vediamo su il questa replay. azione. Anche lei sbaglia da sotto. Ok, Possiamo fare meglio, dai. E possiamo comunque fare meglio, dai, sì, time out in campo e diamo un time out anche per noi e per i nostri sponsor. E intanto abbiamo dimenticato l'organetto e siamo anche entrati in ritardo in diretta con Serena Marton che ha segnato il primo.
segnato il primo, sbagliato il secondo, ma Maschietto a rimbalzo. E adesso ancora Maschietto che può giocarsela. Bella questa azione di Conegliano, purtroppo boccalato. Si fa scivolare il pallone dalle mani. Ed entra in campo Silvia Ostan. Dopo l'infortunio al ginocchio che l'aveva colpita in precampionato lo scorso anno, che le ha fatto saltare tutta la... Amici da casa non stanno vedendo niente, si è bloccato tutto, ma ci siamo. Momento sotto di 3 perché nell'azione precedente, che non avete visto, aveva segnato Serena Marton 1 su 2 sui tiri liberi. Adesso siamo tornati in diretta. È diventata praticamente una radiocronaca la nostra. De Vetta al tiro libero, no, si sentiva l'audio, l'ho ascoltato. Va bene, non lasciateci, amici. Segna anche il secondo De Vetta. Ok, siamo 25-26. Siamo tornati in diretta e si vede. Molto bene. Si vede. Ok. Allora, 25 Casarsa, 26 Conegliano, l'avevo detto io, se un attimo, te giri un attimo e Casarsa è tornata. È tornata in campo anche Boccalato, che dà il cambio ad Amabiglia. K a superare la metà campo e andare nella bara del playmaker. E poi Tramontin a fare l'infrazione di campo, ma purtroppo sì. K si era messa davvero in un... Si era messa nei guai. Brutto guaio. Sì. Tramontin per un attimo aveva proprio pestato la linea, ma era giustissima questa decisione arbitrale. De Vetta con la palla per Moretto, marcata da Ostan, che le concede il lato destro, poi scarica per De Vetta che da 3 punti sulla Sirena va a segnare la seconda bomba, che vale il 28-26 per Casarsa, a 1:10 dalla fine del secondo quarto. Boccalato con la palla, se la fa rubare, parte Casarsa in contropiede, Agostini che serve Del Ben, Ricard con la palla, ora una bomba adesso sbagliata e poi Del Ben sotto canestro che va a subire il fallo probabilmente di Boccalato. Sì, è tornata Casarsa, è tornata con gli interessi perché sta prendendo falli, sta prendendo tiri, sta prendendo rimbalzi e quindi ci si sta complicando un po' la vita qui al Pala BFC. Il fallo è stato fischiato in realtà a Marta Maschietto, il suo primo fallo. Sbaglia Del Ben dalla lunetta il primo tiro libero. Entrambe le squadre in bonus già da un po' di tempo, mancano 50 secondi alla fine del secondo quarto, segna il secondo per il +3, 29-26. 29-26 per Casarsa, qui Conegliano che porta la palla avanti con Tramontin. Tramontin chiude il palleggio, gira su Maschietto in posto alto, scambia con Boccalato, sfrutta il blocco Boccalato su Ostan, che molto bene. Bravissima Silvia Ostan, bravissima, ha fintato il tiro, attaccato la linea di fondo e poi è andata a tirare proteggendosi. Tirare proteggendosi con la mano destra, è andata a appoggiare a canestro. Tra l'altro risolvendo una situazione abbastanza complicata perché non avevamo prodotto molto in attacco. Adesso ancora una volta concediamo il lato destro a Maddalena Moretto che però sbaglia. Boccalato, abbiamo 8 secondi per tirare. K dal mezzo angolo, il sacca per il 30-29. Molto bene, BFC qui ha avuto una reazione veramente d'orgoglio, è riuscita a raddrizzare un momento particolarmente duro, quindi Fabri una partita assolutamente sul filo dell'equilibrio, come piace a noi, come piace appunto a noi regalare un po' di spettacolo anche al pubblico da casa, che salutiamo. Ricordiamo di rimanere collegati adesso durante la pausa tra primo e secondo tempo. Ci sarà l'intervista con lo sponsor di oggi, Espansione Immobiliare, quindi rimanete collegati, ascoltate l'intervista, ci rivediamo poi qui per il secondo tempo e vi ricordiamo che avete la possibilità di votare cliccando sul link che adesso il buon Andrea Grava metterà in chat da MVP della partita, che verrà premiata dal main sponsor Bazzo e dal nuovo sponsor Espansione Immobiliare.
La terza partita di andata del campionato femminile di Serie B tra Conegliano e Casarsa. Abbiamo qui con noi Carlotta Mariani. Buonasera. Buonasera. Allora, Carlotta è qui in rappresentanza di Espansione Immobiliare, che è una realtà del nostro territorio. Carlotta, di che cosa vi occupate? Allora, noi siamo una realtà familiare che si occupa di intermediazione immobiliare un po' in tutti i campi, residenziale, commerciale, industriale e anche turistico, vista la meraviglia della zona in cui siamo inseriti. È una zona meravigliosa la nostra, è anche una zona meravigliosa per fare sport, tant'è che tante aziende del territorio, e in particolare in questo caso Espansione Immobiliare, ha deciso di sostenere il movimento di BFC. Che cosa vi accomuna con BFC e che cosa vi ha spinto a questa generosa azione che fate nei nostri confronti? Allora, ci ha spinto innanzitutto una tradizione familiare, perché ben due componenti della società e quindi della famiglia hanno giocato a lungo a basket e quindi questa passione, diciamo, ha accomunato entrambi, anche se qualcuno vorrebbe che si dicesse che in realtà sono in tre ad aver giocato a basket nella loro vita. E poi sicuramente per appoggiare, premiare e incoraggiare una società che comunque con tanto impegno e dedizione e anche innovazione cerca di avvicinare le ragazze a questo sport, al basket. Benissimo, infatti grazie mille per le parole che hai speso. BFC sta proprio facendo questo ed è un piacere vedere anche durante le partite della prima squadra comunque tutto il settore giovanile qui a sostenere le atlete, e questo possiamo farlo appunto grazie a chi sostiene attivamente il nostro movimento. Quindi Carlotta, ti ringraziamo. Grazie Noi, a voi. sai che ci rivediamo anche dopo, lo sai, Sì, vero, per la sì, premiazione sì. dell'MVP della partita. Diamo la linea ai nostri sponsor e ci vediamo dopo. Buonasera.
Di turno Amabilia che va a girarsi, tirare, ma si lavora forte a rimbalzo con K e poi Grava che batte facilmente la difesa, ma va a sbagliare. K che va a fare una anche titolo Francesco porta un paio di birre, un paio di la palla, prende il tiro alla media, è fortunatissima, una biglia, però
legge bene la difesa, come legge bene la difesa. D'altra parte, anche Mater Maschetto è molto in forma. Sì, esatto. Fa fatica a tenerla col bench, si sta lamentando, dice di non aver fatto fallo, di aver solamente colpito la palla. Pienamente nel ritmo della gara, contrario di quello che aveva fatto nella prima giornata. Sì, assolutamente, è rimasta un po' bloccata a mio avviso dal fatto di aver segnato poco, perché ha trovato dei buoni tiri, ma è stato un po' sfortunato. Inconsueto 0 su 2 per Maschietti, È un fattore. intanto zona per Tottenham, 5 secondi alla fine, perde palla
C'è la pressione Boccalato che però viene stoppata, non si fischia. Ma il punteggio resta comunque sul 35-45. Dal Marchioni, dai 3 punti, non è preciso se tiro, ma c'è.
esce dalla partita Silvia Ortenza, rientra la partita Maia Tramontin. Entra Maia Tramontin, che rispetto alla prima partita sta guadagnando un minutaggio. ha giocato una discreta partita. Per Maldas che ribatte per Mattioni e Mattioni un'altra volta va come si palleggia anche qui questa volta. Frase di buon fallo, ma È boccalato dai 3 punti. mamma mia. Sbaglia, non di tantissimo. E quindi il punteggio alla fine del terzo quarto è di 47 BFC, 37 Polisportiva Casarsa. Vi ricordiamo di votare numerosi per la miglior giocatrice della partita, che verrà premiata appunto subito dopo la fine della gara con una bottiglia di Magnum dell'azienda Buzz Wine, e verrà anche intervistata ai nostri microfoni. Quindi qualche minuto di pausa per noi, in cui andiamo a far girare i nostri sponsor. Allora, salutiamo Sciarcò dimenticato, ma noi ci siamo dimenticato di attaccare l'audio, quindi vi chiediamo... Nel terzo quarto, quindi probabilmente non avete sentito... Sì, abbiamo detto abbiamo detto delle cose interessantissime, siamo stati davvero simpatici. E peccato, però ci possiamo rigiocare, ci rigiocheremo le battute. Riciclaggio di battute. Bene, allora mancano 22 secondi all'inizio del quarto quarto. Cosa è successo? BFC è più 10. In alcuni momenti avrebbe potuto anche, diciamo, ammazzare un po' di più la partita, ma Casarsa è una brutta bestia che non molla mai e quindi si ritrova comunque ad un distacco recuperabile assolutamente in un quarto. C'è in questo momento Maia Tramontin che si appresta alla rimessa laterale che determina il primo possesso di questo quarto quarto. Sì, abbiamo 10 punti di vantaggio, avrebbero potuto essere anche di più, ma dobbiamo pensare che comunque davanti abbiamo una squadra assolutamente ben preparata che comunque non molla mai, tra l'altro con delle giocatrici di assoluto talento, di assoluta esperienza, ma da questa parte abbiamo una Maia Tramontin ritrovata che va a segnare in penetrazione, subire anche fallo. Ci sarà un tiro libero supplementare per lei. Secondo fallo tra l'altro per Maddalena Moretto, e Maia con il tiro libero e va a segnare Maia. Quindi Maia fa solo azioni da 3 punti. Ha deciso che questa è la sua cifra, il suo numero magic number. Molto aggressiva Boccalato sulla numero 8 Ricker. Adesso Tramontin su Moretto che chiude il palleggio e poi va in effetti a
a provare un passaggio improbabile. Palla recuperata in un momento davvero importante della partita, perché Conegliano è su più 13 all'inizio del quarto e può andare in attacco. Vettori con la palla, difesa a zona ancora per Casarsa, aggressiva però Moretto su Vettori, E ne sappiamo Boccalato qualcosa. che serve Malbascia è corto il suo tiro, poi fallo di Vettori a rimbalzo. Sì, Vettori ha cercato di prendere la palla, però si è evidentemente agganciata all'avversaria, quindi sacrosanto questo fallo in attacco per Conegliano. Situazione falli 1-1 in questo quarto, con Vettori che però è gravata di 4 falli, Fabri. Bene Malbascia in chiusura, poi con le sue braccia lunghissime e velocissime va anche a rubare la palla. Marchioni che riapre il gioco. Vettori può attaccare, vuole giocare per Boccalato che rischia di perdere la palla, anzi la perde proprio perché è più veloce Casella. E poi Ricard che va a attaccare l'area chiusa da Malbascia, ma il contatto è falloso. Vediamo se il contatto viene dato a Vettori o a Malbascia, perché c'era stato un sandwich tra le due, però era Malbascia che, spostandosi, si era decisamente in ritardo in realtà, perché si era alzata sulle gambe sulla finta di tiro di... Intanto Fabri, nel frattempo Ricard. comunque salutiamo un altro quasi tutto esaurito al Pala BFC. Beh, diciamo che c'è veramente veramente poco spazio libero questa sera qua in palestra e siamo assolutamente contenti. Assolutamente, soprattutto perché ho visto anche tra il primo e il secondo tempo un bar preso d'assalto in maniera importante. Considerando anche che le nostre Under 17 giocavano a Milano, quindi sono in trasferta, e poi ricordiamo domani mattina le Under 15 alle 9:30 a Bassano, e poi nel pomeriggio le Under 13 sempre a Milano, e poi la nostra Under 19 lunedì sera alle 20 giocherà in casa contro la Reyer. La nostra Under 19 è un po' decimata dagli infortuni purtroppo. Decisamente sì, decimata. Data a guadagnarsi un fallo Alessia De Vetta, che in questo momento della partita è particolarmente attiva, segna il primo tiro libero, riportando a 10 punti lo svantaggio delle friulane. E va per il -9. Sbaglia il secondo, parte Boccalato in campo aperto, potrebbe attaccare il ferro, riapre per Capitan Marchioni. Perdiamo quasi la palla, ma Tramontin è più veloce. Marchioni rinuncia al tiro da 3 per Tramontin, che non rinuncia. È lungo il tiro, ma è anche questo un buon tiro. Poi Amabiglia aveva calpestato la linea al tentativo di recuperare la palla. Ancora K sul cubo del cambio per Marchioni. Marchioni Francisca che è salutata dal pubblico di casa e anche dal pubblico che sta seguendo la partita da casa, come il nostro grande amico Sciacco dimenticato. È un gioco a due tra Casella e Del Ben, poi fallo sullo scivolamento difensivo di Malbascia. Allora attenzione perché Conegliano è in bonus. Sì. 4-1 i falli in questo quarto e Malbascia terzo fallo anche per lei. Adesso deve marcare Del Ben, che riapre per Ricard, chiude bene Tramontin, chiude davvero bene Tramontin, poi Ricard riesce a servire un'ottima palla per De Vetta, che ancora una volta va a canestro. Fa un bel canestro molto sì. importante. 10 punti per lei, porta a -8 la sua squadra. Skip per Tramontin, skip ancora per K, muoviamo bene la palla, Amabiglia dai 3 punti, ancora pochi centimetri. Sì. Corta per pochi centimetri il suo tiro. Brava qui Sara Boccalato, che capisce l'azione e riesce a prendersi un contropiede in campo aperto molto importante, mette il corpo tra sé
tra la palla e l'avversaria e in grande controllo riesce a segnare, un'azione veramente complicata, e intanto c'è canestro più fallo qui invece per Casarsa. Sì. Abbiamo visto... Era andata in aiuto Malbascia, però non era perfettamente ferma. E no, era il contatto è stato leggermente in ritenuto movimento, falloso. leggermente in Ed è movimento. anche il suo quarto fallo, tra l'altro. Decisione arbitrale secondo me è corretta, Sì, Fabri. vista da qui assolutamente. Comunque ottima partita di Sara Malbascia questa sera, presentissima a rimbalzo, in difesa. Sì, esatto, ha menato come un fabbro, ha 4 falli, adesso esce, con 4 falli c'è anche Giulia Vettori. Lamentandosi anche. Sì, la situazione falli invece di Casarsa è un po' meno pesante, quindi cercheremo di capire se questo fattore potrà influire sul proseguo della partita, ma non prima di aver dato la linea ai nostri sponsor che ci sostengono. Allora, ci risiamo, siamo in diretta, naturalmente mentre voi mandavate i vostri messaggi in cui ci segnalavate che non c'era l'audio, noi non riuscivamo a vedere la chat e quindi ci dispiace ancora per il piccolo inghippo che è successo nel terzo quarto, e vi speriamo che nel quarto quarto la nostra voce vi giunga bene, e anche le immagini. E intanto siamo sul 52-45 per Conegliano, a 7 minuti dalla fine della partita. Errore di Colombi e Sì. Casarsa in attacco con De Vetta. Adesso Agostini che va a attaccare Maschietto, che chiude bene, rinuncia al tiro di Agostini, e d'altra parte Casella a 3 punti che sbaglia, si lotta a rimbalzo. Amabiglia, che comunque devo dire è molto presente anche a rimbalzo. Sì, sicuramente sta facendo un lavoro sporco assolutamente importante. Adesso Boccalato bene per Tramontin di nuovo per Boccalato che da fuori tira, peccato, è sfortunata, la palla è nostra. Però Marta Maschietto in qualche modo riesce a mantenere il possesso del pallone. Sì, sono vibranti le proteste da parte del coach avversario, perché aveva visto un tocco di Marta Maschietto. Il pubblico di casa chiede un tecnico, però insomma non credo ce ne siano gli estremi in questo momento. Amabiglia dai 3 punti e il suo tiro purtroppo è veramente sfortunata. Si è sfortunata qui perché anche K era riuscita a intercettare la palla, però purtroppo la palla è rimasta nelle mani di Casarsa, che adesso riesce a orchestrare la sua azione d'attacco nonostante un rimbalzo sfortunato, e riesce a prendersi va a fare un il terzo fallo, ma sì. siamo in bonus, quindi sono 2 tiri liberi. Bisogna stare attenti infatti, a queste situazioni, perché sì. Vabbè l'aggressività, però in questo In momento forse concedere dei tiri liberi agli avversari non è proprio la decisione più saggia. No, assolutamente, anche perché così fermiamo il cronometro, che non va bene, concediamo dei tiri liberi e non va bene, quindi sbaglia il secondo Casella, è scatenata a rimbalzo Boccalato. Tramontin, Amabiglia per Boccalato in post alto per Maschietto, per Tramontin che rinuncia al tiro e poi prende un floater dal mezzo dell'area, sbaglia incredibilmente Maschietto, perché era un tiro davvero semplice. Maschietto ancora in area, può attaccare, forse deve attaccare, riapre, 2 secondi, tiro di Tramontin, non si fischia niente, diversi contatti, il pubblico protesta, il pubblico di casa. Ah sì, è successo un po' di tutto. Sì.
forse qualcosa poteva essere fischiato, a dire la verità. Adesso è Amabiglia a mettere le mani sulla palla e poi a costringere una contesa. E adesso la palla dovrebbe essere per BFC, se non sbaglio, Fabri. Mi sembra di no, sai, purtroppo, Fede. Anche se la freccia qui al palla BFC si fa fatica a distinguere, però non riesco a distinguere. Rientra Arvedi con lo spazzolone. Stefano, perdona, ma Anvedi come pulisce Arvedi. Allora, 52 BFC, 46 Casarsa, palla per Casarsa che ha 6 secondi per terminare questa azione d'attacco. Vediamo che cosa si inventa Casarsa. Palla del Ben che però non controlla, e poi è la 15 Casella a sbagliare da sotto. Boccalato con la palla. Era riuscito comunque Casella a trovare una buona azione nonostante le difficoltà date dal poco tempo disponibile. La palla è uscita, il rimbalzo è stato di BFC e adesso la palla di BFC che con qualche patema d'animo arriva a Amabiglia. Amabiglia su Marton di nuovo su Amabiglia che chiama lo schema, chiama il gioco a 2 con Boccalato. Boccalato prova a entrare, la tocco io, la tocchi tu, esatto. E la perdiamo. L'abbiamo persa in maniera anche un po' banale, purtroppo, è sfortunata. Però sul 46-52 questi dettagli possono fare la differenza. Adesso dobbiamo difendere forte, ovviamente. Sì, meno 6, 4,40, partita apertissima, partita emozionante. Ed è freddissima De Vetta che nel secondo tempo ha veramente fatto onde in mezzo alla difesa coneglianese. Meno 4 per Casarsa che alza l'intensità della difesa. Gioco 2 di nuovo Amabiglia Boccalato. Boccalato scarica su Maschietto Boccalato finalmente ha fischiato. Boccalato, saranno 2 tiri liberi. Avevamo anche mosso bene la palla, c'era anche Marton libera fuori dai 3 punti, però comunque ci siamo guadagnati un fallo con un tiro da sotto di Boccalato che è un'ottima soluzione dopo tutto. Adesso l'arbitro Bastianella ha richiamato la panchina coneglianese, si lamenta il pubblico di casa. Boccalato mette il primo, 53-48. Boccalato è sfortunatissima, sbaglia il secondo, ma ancora Marta Maschietto a rimbalzo. Marton che prova la penetrazione, si scontra contro la difesa e prende un fallo che ci dà molto respiro. Assolutamente, perché andiamo ancora in lunetta e cerchiamo magari di mettere un altro punticino, almeno se non 2, tra noi e le avversarie. Comunque ancora una volta Maschietto a rimbalzo decisiva. Intanto c'è una sostituzione, c'è Ugo Bazzo che pulisce al posto di Arvedi. È corto il primo di Serena Marton. È buono il secondo, 48-54. E di nuovo a più 6 Conegliano, con adesso Casarsa che ha la possibilità di giocare con Arianna Beltrame. Beltrame scarica per un tiro da fuori che è corto e la palla esce fuori. Per fortuna il tiro di Giulia Agostini, per nostra fortuna, era un po' sbilenco ed è uscito. E per nostra fortuna riusciamo a mantenere il possesso della palla perché non avevamo lavorato benissimo sul tagliafuori. Però è palla per Conegliano sul più 6 a 4 minuti dalla fine. Marton con la palla ad attaccare Agostini, riesce a servire Boccalato. Molto aggressiva la difesa di Casarsa, Fabri. Sì. Perde la palla infatti Marton. Boccalato va a chiudere su Agostini, ma Agostini riesce a segnare in sottomano per il meno 4 a 3:33 dalla fine, quindi di nuovo partita assolutamente sui binari di un grandissimo equilibrio. Di nuovo gioco a 2 Amabiglia Boccalato riesce a tirare in condizioni veramente difficili e complicate. Perdiamo la palla a rimbalzo ed è rimessa per Casarsa. sì, il tiro di
Il tiro di Boccalato era stato toccato da un difensore, lei ha tirato comunque in controtempo, ma il tiro ovviamente è risultato corto e quindi 3 minuti alla fine, 54-50, Casarsa in attacco con la palla, è rientrata nella partita anche Susi Furlan. Agostini ad attaccare Boccalato, allarga il gomito, Sì. Pellizzari prontamente rischia il fallo. Diciamo che era un po' come in debito, c'era un debito da saldare, la prima occasione per saldarlo era questa, perché assolutamente. Lei ha fatto anche vedere male il movimento. sì, era molto evidente, molto evidente. L'ha evidenziato bene. Amabiglia dai 3 punti, è corto il suo tiro, ci lotta buonissimo K a recuperarlo. Mamma mia, questo rimbalzo ci serve come l'ossigeno. Adesso è Boccalato su Marchioni dall'angolo, no, che sfortuna Maschietto. E vabbè, dobbiamo soffrire ancora. 2 minuti e 36 alla fine della partita, più 4 per Conegliano. Del Ben con la palla, sfortunatissima qui Marchioni, De Vetta che serve Furlan, ben chiusa da Boccalato, però poi ancora rimbalzo, ancora tante maglie rosse, però ci mette le mani Marta Maschietto e il possesso questa volta è per Conegliano. Molto bene questa palla 2 adesso che la Freccia ha girato a favore di Conegliano e quindi vale tantissimo questa palla recuperata. Intanto proviamo a fare un canestro. Andrea Grava si è giocato 10 euro su Aerobet che finiamo ai supplementari. Vediamo. Intanto votate per la miglior giocatrice della partita, che verrà premiata con una bottiglia di Magnum Buzz Wine. E Colombi con la palla, Amabiglia. Boccalato da 3, corto. Cortissimo il suo tiro. Forse toccato dalla difesa, gli arbitri dicono di no. Sembrava toccato, sembrava diciamo smorzato da un tocco avversario, ma potrebbe essere anche che invece Boccalato ha tirato un attimo fuori equilibrio. Ecco. Ancora Casarsa, ancora 2 minuti alla fine, 1 minuto e 48. Agostini da 3. Anche lei sfortunatissima, anche lei veramente sfortunata. Questo fa il pari con il tiro prima di Marchioni. No, Boccalato, Amabiglia prova a allargare su Colombi con Marchioni su Amabiglia resta il tiro, lo mette. Amabiglia, fondamentale questo tiro nel momento decisivo. Sì. Claudia Amabiglia mette questo palleggio a resta e tiro che sembra uscito da un manuale della pallacanestro. Sì, una dolcezza incredibile con cui la palla è entrata a canestro. Intanto Fabio, volevo fare un'osservazione così magari da profano, però la meccanica di tiro di Boccalato è particolare perché il tiro parte un po' dal basso, perché faccio riferimento all'azione precedente in cui la palla è andata corta. La sua meccanica, uscendo un po' dal basso, probabilmente porta a queste situazioni in cui potrebbero esserci dei tocchi da parte degli avversari. Sì, lei conta probabilmente sulla sua altezza da questo punto di vista e sul fatto che poi, essendo una giocatrice molto atletica, è molto pericolosa anche in 1 contro 1, quindi non sempre la difesa può starle così addosso. Però è giusta la tua lettura dal punto di vista tecnico sulla meccanica. E intanto è giusta anche la lettura del buon Grava che mette l'organetto NBA per quello che probabilmente è l'ultimo time out della partita, anche se il basket ci regala sempre un sacco di imprevedibilità. Anche se il Grava ha scommesso sui supplementari, ricordiamolo. Sì, si è scommesso tutta la paghetta settimanale. Susi Furlan con la palla per Beltrame che è rientrata in campo. Adesso è Agostini a toccare mano sinistra, bravissima. Cambia mano in aria, è sfortunata. E poi è Marchioni addirittura a guadagnarsi un antisportivo. È un fallo antisportivo che... Vabbè, diciamolo onestamente, dai. Allora, Fabri, manca un minuto. I ragazzi stanno votando l'MVP.
Cosa sta succedendo, Fabri? Mi sono Adesso distratto credo un ci sia attimo. stato anche un fallo tecnico per la panchina di Casarsa. Ah, sì. Marchioni mette il primo, 57-50. Allora, 1 minuto e 0-1 alla fine della partita. ultimi istanti per votare per l'MVP della partita. Corto il secondo di Marchioni, ma tirerà ancora perché c'è anche il fallo tecnico alla panchina. È sfortunata anche sul terzo tiro libero Francesca, però sarà possesso per Conegliano. E adesso possiamo giocare anche un po' con il cronometro facendo passare il tempo, ovviamente. Boccalato, Amabiglia, Marchioni, serve Boccalato per Maschietto, infrazione di passi su Maschietto, ma forse Diciamo che si era ritrovata in una selva di mani oscure. Gli arbitri hanno deciso per questa infrazione di passi e adesso è Casarsa, meno 7. Proverà il tiro da 3, esatto, con Devetta che invece rinuncia, ma per riaprire perde il ben, ma molto brava K a sporcare. Ah sì, molto brava K a sporcare, adesso si fa anche valere in campo K, spiegando all'avversario che è entrata netta sulla palla e non in maniera fallosa. Ovviamente i toni agonistici sono accesi, ma c'è sempre grande sportività in campo. Intanto l'arbitro va al tavolo per un consulto. Sì, credo che si debba riaggiustare il tempo che non era partito forse. Quindi si ritorna a 38 secondi. Quindi 38 secondi più 7 BFC. Parla per Casarsa che dovrà provare assolutamente a tirare velocemente da 3. Sì. Beltrame dai 3 punti. Sbaglia, a rimbalzo K. Per Amabiglia, per Boccalato. Adesso sarà fallo su di lei ovviamente. E quindi saranno 2 tiri liberi per Rossana Boccalato a 28-8 dalla fine sul 57-50 per Conegliano. Allora ragazzi, votate perché manca veramente pochissimo alla fine della partita. Stiamo raccogliendo gli ultimi voti, quindi forza, sparate gli ultimi voti. Sbaglia il primo Rossana Boccalato. Segna il secondo Rossana, 58-50. Time out per coach Pozzan e direi un time out anche per noi. Sì. Siamo in diretta. Allora, 28 secondi, 8 punti di stacco. Casarsa che deve disperatamente cercare di segnare da 3 punti. Conegliano difende molto bene. Adesso Casarsa cercherà il fallo sistematico. Sì, a 15 secondi dalla fine. Adesso è Boccalato che andrà in lunetta per allungare ancora. Quindi io posso dire che possiamo buttare la pasta, Fabri. Ma direi di sì, dai. Sì, dai. Mamma butta la pasta. BFC batte Polisportiva Casarsa. E mantiene l'imbattibilità in casa per adesso. 2-2 per Boccalato, 60-50, 14 secondi alla fine. Continuiamo a giocare, entrambe le squadre ovviamente continuano a giocare perché comunque ci sarà anche una differenza canestri da... Tira, e invece non riusciamo a fare l'ultimo tiro. E quindi la partita si conclude sul 60-50 per
basket femminile conegliano. Comunque Casassa che è stata in partita quasi praticamente fino alla fine. Sì, poi Conegliano è riuscita, diciamo, a capitalizzare meglio alcune azioni decisive. C'è stato in particolare un momento, un canestro di Amabilia che magari è stata un attimo sfortunata oggi con le percentuali da tiro, però quando c'è stato quel canestro lì ha segnato un po' lo spartiacque. Dopodiché Conegliano ha difeso molto bene, ha preso tanti falli e questo ha permesso di spezzettare il gioco e di riuscire a portare a casa questa importante vittoria che vede Conegliano andare a 4 punti. Ricordiamo che l'anno scorso probabilmente 4 punti li abbiamo fatti in tutto il campionato e quindi quasi, diciamo, dai. Quasi, dai, quindi possiamo solo essere contenti di questo inizio di campionato delle nostre giocatrici, della nostra squadra. Allora Fabri, è il momento dello spoglio dei voti, l'MVP della partita è, noi ve lo diciamo, no, non ve lo diciamo, perché sì, lo scoprirete tra poco. Quindi daremo la linea alla regia, e dopodiché ci ritroviamo qui per la proclamazione dell'MVP della partita, di questa partita in cui ha visto BFC vincere 60-50 con Casassa. A tra poco. Quindi siamo di nuovo in diretta qua dal Pala BFC di Conegliano. Miglior giocatrice della partita eletta da voi tifosi è stata Marta Maschietto, che si è fatta davvero valere su entrambi i lati del campo, sia in attacco che in difesa. Adesso viene premiata da Carlotta Mariani di Espansione Immobiliare e da Paolo Bazzo della Bazzo Wine, con una bottiglia di Magnum di Prosecco DOCG. Allora eccoci qua nel post partita di questa partita che ha visto Conegliano vincere contro Casassa, e con noi c'è la MVP Marta Maschietto e ci sono anche i nostri sponsor che ci sostengono. In particolare oggi c'è lo sponsor day di Espansione Immobiliare e poi l'immancabile Bazzo Wine che dona la Magnum di Prosecco, che oggi va a Marta Maschietto. Allora, Marta premiata da Espansione Immobiliare e da Bazzo Wine. Marta, bella partita oggi. Dopo un primo quarto un po' in sofferenza abbiamo messo il muso davanti, l'abbiamo sempre tenuto. Un po' di svantaggio verso metà partita, brave noi a tenere testa, a tenere sempre il ritmo alto e giocare di squadra. Bene Marta, tu parli del gruppo perché il gruppo è sempre importante, però oggi siamo qua un po' per... le partite da sole. Ottimo messaggio, soprattutto per chi ci ascolta da casa, però oggi il pubblico, secondo te, perché ha deciso di premiare proprio te?
No, innanzitutto ringrazio tutti, non avrei idea, cioè non ho idea. Allora provo a dare qualche suggerimento io, anche se non sono un grande conoscitore di basket, è più Fabri che mi dà qualche suggerimento giusto. Ti abbiamo visto veramente incisiva in attacco nel primo quarto e poi però difendere una marea di palloni. C'è stato un momento in cui veramente eri un muro invalicabile per l'attacco avversario. Si parte dalla difesa e poi si costruisce in attacco, non si vincono le partite solo in attacco, l'importante è la difesa. Esattamente, e credo che sicuramente la solidità del gruppo, la solidità della difesa è quello che può fare la differenza. Che fa la differenza, non che può fare, che fa la differenza. Bene, brava Marta, allora ci rivediamo alla prossima partita, vediamo a chi andrà la prossima bottiglia di Magnum di Bottle Wine. Grazie a tutti ancora e buona serata. Naturalmente condividila con le, con le compagne. Festa. Festa sia, forza BFC. Forza BFC sempre. Grazie a tutti. Bene, sulla premiazione di Marta Maschietto, su questa splendida vittoria del BFC contro la Polisportiva Casarsa, vi salutiamo, vi diamo appuntamento al 2 novembre alle 18:45 qui al Pala BFC o sempre su YouTube per la partita contro il sistema rosa di Pordenone. Grazie e un saluto a tutti voi.